Ben ritrovati amici e amiche dell'atletica. È stata una edizione con i fiocchi, la numero 37 del Memorial Luciano Piazza di San Vito al Tagliamento. Iniziato con il sole, allertato da un vento impetuoso e fermato dal seguente nubifragio scatenatosi sulla zona e ripreso quando le forze della natura si sono placate, il meeting ha regalato al pubblico delle grandi occasioni la gioia che sprigiona l'atletica giovanile, essenziale per il futuro del movimento, accanto alle prove d'autore dei nostri campioni, a confronto con quelli sloveni, croati e veneti. Il resto lo ha fatto bene la Libertas Sanvitese d'Urigon del presidente Giancarlo Attilio Barel, affiancato da Riccardo Muccin e da un gruppo di validi collaboratori per un meeting atteso che riapre i giochi dopo la pausa agostana. Le fasi agonistiche più rilevanti del settore assoluto, intervallate da quelle dei più piccoli delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, ma è forse proprio a questi che sono stati riservati gli incitamenti più calorosi, hanno evidenziato tutti i settori. Nel mezzofondo la gara degli 800 maschili è stata spettacolare. A vincerla, con un rush finale bruciante, è stato il veneto Enrico Brazzale, atletica vicentina, in 1 minuto 50 e 27, 3 centesimi meglio di Mascia Costa, Bruniera Friuli Intagli, 1,50 e 30. Terzo posto ex equo per Osama El Kaburi, Battaglio Custorino e Leonardo Feletto, atletica Mogliano, in 1,50 e 75. Nella velocità la slovena Kaja Debevec di Mas Lubiana ha vinto i 100 metri in 12,10 davanti a Rebecca Rinaldi 12,55 e Anna Costella 12,81, entrambe dell'atletica Bruniera Friuli Intagli. Bene al maschile il 21enne Giacomo Codarini, Bruniera Friuli Intagli, primo in 10,94. Le parole del presidente della Libertas Sanvitese, sentiamo. Con Attilio Giancarlo Barel, qui nel corso del meeting Luciano Piazza di San Vito, tra un lavoro, una pioggia e l'altra, 4 battute su questo magnifico meeting. Beh, diciamo che noi siamo un po' abbonati con la pioggia, con il Piazza. Siamo giunti ormai alla 36esima edizione, è una delle manifestazioni più importanti della regione e non solo, perché partecipano anche atleti della Croazia e della Slovenia. E diciamo che tutto sommato ci dà sempre grandi soddisfazioni. Ecco, quest'anno abbiamo iscritti 840 atleti gara, quindi come sempre è un successo. Insomma. La tiriamo per le lunghe, quindi stasera il buio sarà con noi. Ma diciamo che di solito non dura meno di 5 ore, insomma, quindi d'altra parte, essendo una manifestazione che ormai ha una certa risonanza a livello regionale e anche oltre, partecipano parecchie persone che provengono un po' da tutte le regioni del nord-est e soprattutto dei paesi, dagli stati limitrofi. Insomma. Oggi qui ci sono tanti atleti vogliosi di fare bene e che faranno bene. Ma sicuramente, anche perché abbiamo avuto i campionati europei di atletica, che sicuramente è uno stimolo oltre, diciamo, ai campionati che abbiamo avuto precedentemente, le Olimpiadi, che hanno riservato parecchi risultati prestigiosi per l'atletica leggera. Tutti questi sono grandi stimoli per i giovani per fare determinati risultati. È chiaro che più competitività c'è nel meeting e più la gente si riserva di venire a partecipare, insomma, ecco. Sì, ma voi non fate regali perché i vostri stanno facendo molto bene. Ma diciamo che noi abbiamo festeggiato oltre 50 anni di anzianità come società, abbiamo quasi 200 atleti e quindi riusciamo a fare discreti risultati perché abbiamo un tessuto sociale molto, diciamo, importante, sì, che va anche nel Veneto e quindi siamo confinanti col Veneto e sfruttiamo un po' anche queste situazioni, i comuni limitrofi. E siamo ai lanci dove il giavelottista Michele Fina, Bruniera Friuli Intagli, in buona ripresa ha scagliato l'attrezzo a 63,69 m, mettendo il sigillo sul successo davanti a Giacomo Medeossi, Malignani Libertas secondo, con 58,68 m. Rimarchevoli le prestazioni degli allievi sloveni. Tec Podlipnik ha lanciato a 62,61 m con l'attrezzo da 700 grammi, Vidmar a 56,35 m
e Brajnik a 53,74 m. Nei salti la prova d'autore porta la firma di Simone D'Alzilio, Bruniera Friuli-Intagli, che si esprime benissimo nel salto in alto, ma che sa il fatto suo anche nel lungo, dove atterra dopo un volo di 7,2 m. Troppi anche per il buon Alessandro Bruni, GPA San Marino, che si ferma a 6,63 m. Nel triplo Deborah Tripodi manca con 12,87 m, ultima possibilità di realizzare il minimo per i campionati del Mediterraneo. Le parole del sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, e del consigliere regionale Tiziano Centis. Ascoltiamo. 36esimo Memorial Luciano Piazza, un momento importante per San Vito, per la nostra comunità e per tutta la città, dato che sempre molte persone vengono richiamate all'attenzione e partecipano con grande entusiasmo a questo grande momento di sport, un grande momento anche di aggregazione, dato che molte persone appunto possono stare insieme, e soprattutto la nostra soddisfazione come comunità e come amministrazione comunale nel vedere tanti ragazzi che si impegnano, tanti ragazzi premiati, tanti ragazzi che possono esprimersi nel loro sport, nelle loro specialità, e crediamo che sia uno degli aspetti più belli dell'impegno sportivo, proprio vedere i nostri ragazzi che crescono entusiasti e felici nel portare avanti le proprie iniziative. Per noi è sempre un momento piacevole proprio per il fatto che si sta insieme, ma soprattutto è una celebrazione del merito, celebrazione dei tanti sacrifici e dei tanti sforzi che le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che non sono chiaramente solo di San Vito ma sono dell'intero territorio, oggi ci fanno vedere e fanno vedere le proprie capacità dopo tanti anni, tanti mesi di sacrificio, ed è un momento piacevole proprio per il fatto che finalmente dopo l'emergenza sanitaria si può tornare a stare insieme con piacere per rivivere grandi momenti di sport, e San Vito si conferma essere uno dei punti di riferimento dello sport di tutta la regione. Oggi è una giornata speciale perché siamo a San Vito, questo meeting ormai riconosciuto e importante a livello regionale, che è il Memorial Oreste Durigon, perfettamente organizzato dalla Atletica Leggera Libertas Sanvitese, dal suo presidente Giancarlo Barella e dai suoi collaboratori. Ormai l'Atletica Leggera Libertas Sanvitese è un punto di riferimento importante a livello regionale, perché organizza, promuove e si occupa in modo particolare dei nostri ragazzi e dei nostri giovani con l'atletica leggera, che è la regina delle discipline sportive. Ecco quindi che San Vito Tagliamento ritorna ed è un punto di riferimento in tutto il territorio per una disciplina importante per quanto riguarda i nostri giovani, per lo sviluppo fisico, motorio e anche per la cultura verso lo sport e verso la disciplina sportiva. Quindi è un piacere essere a San Vito, essere qua, terra mia, comune mio e comune anche del Presidente, per sostenere, per difendere questa importante associazione sportiva e per ribadire ancora una volta che lo sport fa bene, fa crescere e fa bene per i nostri ragazzi. E i giovani? Iniziamo dai ragazzi, dove il monfalconese Christopher Zorzit ha ribadito la sua superiorità nella velocità, vincendo i 60 in 8,19, dove vanta 7,7 manuale, mentre Marco Freschi dell'Atletica Dolomiti Friulane ha stabilito la miglior prestazione stagionale sui 600 in 1,38,68, battendo Alex Paolatto della Sanvitese 1,40,38 e Tommaso Simonuti della Libertas Friul Palmanova 1,42,68. Season best anche per Matteo De Lorenzi della Sanvitese con 1,57 m di alto, e per Anthony Del Pio Luogo dei podisti Cordenons del Vortex con 54,34 m. Nella pari categoria femminile Rebecca Prodani della Sanvitese batte con 1,49,56 la leader stagionale Elena Piovesana dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli 1,50,27, e Alice Venturini della Lavarianese non perde un colpo sui 60 ostacoli, vincendo nettamente in 9,77 e bissando poi nel lungo con 4,29 m. Miglior prestazione stagionale nel peso per Isabella Cerato della Sanvitese con 9,82
9,40 m, dove anche la compagna di squadra Elisa Mariutti supera i 9 metri con 9,14 m. Nei cadetti cresce Marco Vallar dell'Atletica Dolomiti Friulane, piazzando un buon 1,31,61 sui 600. Season best anche per lui, davanti al collega Kevin Rosa Bernardinis, accreditato di 1,32,19. Claudio Iacuzzo della Lupignanum e Luca Tempo del Malignani Libertas si spartiscono i lanci e la miglior prestazione dell'anno. Iacuzzo 11,7 m nel peso, davanti a Tempo 10,94 m e Tempo 38,88 m, di Giavellotto davanti a Iacuzzo 36,47 m. In quest'ultima gara notevole il 47,67 m dello sloveno Koblar. Belli 600 cadette con Ginevra Cimarosti della Sanvitese vincitrice in 1,42,48 davanti alla tolmezzina Giada Gonano in 1,42,50 e a Miriam Blai 1,43,15. Nel disco la solita imbattibile Vanessa Ross della Sanvitese, il cui attrezzo plana, a 27,13 m davanti a Giada Massarenti 25,21 m. L'ultima nota la riserviamo alle staffette femminili, 4% pordenonesi. Isabella Cerato, Nicole Motta, Sofia Tonon e Giorgia Past che hanno vinto in 55,29 nelle ragazze e Lucrezia Picci, Angelica Perin, Bianca Frare e Sara Battiston che si sono affermate nelle cadette in 51,78. E dopo la pausa di agosto torna domenica 4 settembre il trofeo Modena indetto dal Centro Provinciale Libertas di Udine. La quinta prova si svolgerà al Polisportivo Comunale di Remanzacco con l'organizzazione della Libertas Grions Remanzacco in collaborazione con l'Aurora Calcio e la Maratonina Udinese. Le gare inizieranno alle 9:30, mentre dalle 11:50 due gare assolute concluderanno la manifestazione, i 150 metri e i 500 metri. Su quest'ultima distanza i migliori atleti della regione proveranno per l'ennesima volta a scalzare dai record regionali Ottavio Missoni, che nel 1940 fermò i cronometri a 1 minuto, 3 secondi e 3 decimi. Riprende domenica il suo cammino anche la Coppa Pordenone, che farà tappa a Villa d'Arco a Cordenons per il 7° e penultimo appuntamento del circuito. Il 31° giro podistico organizzato dai podisti Cordenons sarà inoltre valido come quinta prova del circuito giovanile. Partenza dalla pista d'atletica Grizzo di Cordenons alle 9:15, mentre le gare giovanili prenderanno il via alle 10:30. E questa notizia era l'ultima dell'odierna puntata. Grazie per il fedele ascolto. Arrivederci a lunedì prossimo.